Perché siamo qua allora, Giovanni? Siamo venuti a scoprire il punto d'origine della montagna, storia, proprio certo. del castello di Piteglio Ecco. e del suo territorio. Il punto d'origine è la pieve cosiddetta vecchia. Questa pieve vecchia è intitolata alla Santissima Annunziata e che già nel 1040 viene menzionata da un censimento che comprende 90 pievi di tutta l'Alta Toscana. Ci troviamo però su un'antichissima via romana, questa qui. Ah, era questa. Questa è un'antichissima via romana, si chiamava Strata e per essere precisi la strada di Giulio Cesare. Probabilmente le legioni romane passeranno di qui per andare in Gallia. Eccola là. Questo è importante, per cui questa strada è la strada di Giulio Cesare. Ma questa chissà allora cos'era? Probabile che qui ci fosse Probabile che qui ci fosse un altro tempio, un certo, tempio. certo. Eccone una pietra ne dimostrazione. Lassù, se vede sotto il terzo, c'è il nodo di Salomone. Ah, è bello. Quello è sicuramente la firma dei costruttori, che non è mai casuale. Bellissima, bellissima. Ha una... Non esclude il fatto che qui prima ci fosse appunto Una sulla cosa. strada di Giulio Cesare un tempio È chiaro. e magari quello è recuperato da un tempio. Certo, è vero, possibile. Ma sotto il nodo di Salomone c'è dell'altro. Questa pietra, per Bellissimo. la tradizione popolare, è considerata la pietra della vecchina che fila. Per cui questa dovrebbe È essere vero, la è vecchina, vero. questa dovrebbe essere l'arcolaio, questo dovrebbe essere il filo. Ma in realtà, se noi guardiamo bene, questo è un elmo, questa è un'arma La spada. e questo è un M. M, eccolo lì. 1, M. 2, 3 e 4. Perfetto, è Perfetto. giusto. Quella è una spada. E quella è una spada e templare, diciamo. Ecco. Poi Insomma, stiamo parlando di qua, Dan Brown, quello del codice da Vinci, non ci fa neanche il solletico. Se voleva scoprire i veri misteri dei Templari, avrebbe dovuto venire qui, nella montagna pistoiese.